Si introduce nel cortile dell'ex scuola De Amicis di Cervarese Santa Croce, oltrepassando la recinzione con un balzo, si avvicina ai furgoncini parcheggiati e chiusi e con una lama, forse un taglierino, fora le gomme di tutti e cinque i pulmini. Sono le 2:42 di martedì quando il vandalo, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, compie un gesto del tutto inspiegabile che in queste ore sta creando gravissimi danni all'associazione Pronto Anziano che si occupa del trasporto di anziani e disabili, soprattutto in caso di visite mediche. Dispiaciuto e preoccupato il sindaco Massimo Campagnolo. Se riusciamo a individuarlo saranno problemi suoi seri, però ci ha messo in difficoltà perché ha tagliato le gomme di questi mezzi rivolti al sociale. Adesso grazie ad altre persone che siamo riusciti a fare intervenire abbiamo fatto i casi un po' più urgenti, però l'atto che è stato fatto è un atto veramente che non ci diamo pace. Ad accorgersi di quanto accaduto, i volontari dell'associazione che hanno dato l'allarme e hanno subito pensato a chi doveva fare una visita in queste ore, trovando una soluzione tampone. Nel frattempo sono partite le indagini. Al lavoro gli agenti della polizia locale, il comune ha anche sporto denuncia ai carabinieri. Il sindaco rivolge un appello a quanti possono avere visto o sentito qualcosa. Si facciano avanti perché il vandalo possa essere trovato e possa farsi carico del danno causato materiale ma anche morale. Pronto Anziano nel nostro caso sta facendo un servizio ottimale, trasporta oltre 300 persone al mese, grazie a tutti i volontari che lavorano appresso questo servizio, per cui questa persona non so se si è reso conto cosa ha fatto.